A Venezia ogni finestra ha qualcosa da raccontare. Nei primi edifici fortificati, come le parti più antiche di Palazzo Ducale, le piccole monofore resistono al vento della laguna e lasciano filtrare la luce. Con il gotico compaiono le eleganti bifore, come a Cadoro, affacciate sul Canal Grande. Nel gotico maturo, le trifore di Ca' Foscari aprono tre archi leggeri, sostenuti da sottili colonnine. Nel Quattrocento, le quadrifore di Palazzo Franchetti esprimono la ricchezza del tardo gotico. Con il Rinascimento, a San Giorgio Maggiore, l'architettura cerca equilibrio e armonia. Le finestre diventano regolari e proporzionate, anticipando la serliana. Nel Barocco, Santa Maria della Salute trasforma le finestre in scenografie di luce, grandi aperture ad arco, contrasti chiaroscurali e riflessi che cambiano con il passare del giorno, guidano lo sguardo verso l'alto. Il neoclassico, invece, semplifica le forme, come a San Simeone Piccolo. Tra 800 e 900 Venezia rilegge la sua storia. Dalla Casa dei Tre Oci all'Hotel Excelsior, le finestre diventano decorazioni moderne, portando la tradizione